Ben ritrovati, tante e diverse le notizie nel nostro TG, ma cominciamo dai titoli. C'è la bozza del decreto speciale per la sanità calabrese annunciato dal ministro Grillo, che concentra nelle mani del commissario ampi poteri sui direttori generali. Riunione dei prefetti a Cosenza per preparare il piano anti-incendi, la stagione si preannuncia calda, attivare il piano è una priorità. È una giovane donna moldava, la madre del neonato trovato morto in un'abitazione di Cirò, la 22enne indagata per occultamento di cadavere. Sequestrata dai carabinieri forestali un'azienda zootecnica a Celico, lo sterco di 550 suini finiva direttamente nel terreno, denunciati i proprietari. La Guardia di Finanza scopre un ambulatorio a Cosenza in precarie condizioni igieniche con farmaci scaduti da 7 anni. Il bilancio del garante per l'infanzia e l'adolescenza Antonio Marziale, in 3 anni centrati alcuni obiettivi, ma resta, dice, tanto da fare. Domani torna in campo la Serie B dopo la pausa per la nazionale. Cosenza e Crotone attese da 2 gare delicatissime. I Lupi ospitano il Palermo, la squadra di Stroppa renderà visita al Carpi. Ben ritrovati in nuova edizione del nostro telegiornale. In primo piano la sanità con il decreto per la Calabria annunciato dal ministro Grillo. La novità è che c'è la bozza e da questo carteggio emergerebbe che i commissari avrebbero, ed è proprio questo il nuovo del decreto, ampi poteri sui commissari particolari nei nostri servizi. Il decreto sulla sanità annunciato dal Ministro della Salute Giulia Grillo finalmente c'è. Nella bozza del provvedimento si prevedono norme stringenti per appalti e servizi, sarà coinvolta anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione e uno stretto controllo sui direttori generali, già perché il loro operato passerà sotto la lente del commissario ad acta. Nel decreto è prevista l'immediata decadenza dei DG inadempienti. Ogni 6 mesi i direttori generali delle aziende sanitarie ospedaliere saranno sottoposti a verifica e in caso di esito negativo il commissario ad acta nominerà un commissario straordinario scelto tra soggetti, si legge nel decreto, di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale. I commissari straordinari, entro 60 giorni dal loro insediamento, dovranno effettuare una verifica generale sulla gestione dell'ente e se dovessero emergere gravi e reiterate irregolarità nella gestione dei bilanci o disfunzioni nell'erogazione dei servizi sanitari, potrà essere proposto al commissario ad acta di disporre la gestione straordinaria dell'ente, ma anche l'operato dei commissari straordinari sarà sottoposto a verifica entro 6 mesi dalla nomina e in caso di esito negativo il decreto dispone la decadenza immediata dall'incarico e la sostituzione del commissario inadempiente. Si rafforza dunque la gestione commissariale. Il commissario ad acta predispone anche un piano straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale. Il decreto inoltre prevede ulteriori disposizioni in tema di collaborazione e supporto delle forze dell'ordine e stabilisce che il contingente di carabinieri per la tutela della salute attualmente presente in Calabria è incrementato di 40 unità. Queste dunque alcune delle disposizioni del governo per dare risposte ai cittadini e superare la situazione di emergenza della sanità regionale verificata dal ministro Grillo dopo la sua ultima visita in alcune strutture sanitarie della regione. Lo Stato, commenta il ministro, prende in mano la situazione con poteri straordinari e il provvedimento sarà all'esame del Consiglio dei Ministri che si terrà in Calabria forse la prossima settimana. E così il famigerato decreto è pronto, cambierà la sanità in Calabria? Onestamente no. In pratica il nero su bianco messo dal ministro Grillo non pare possedere i crismi della rivoluzione. L'impressione è che si tratti di cose trite e ritrite. Onestamente ci aspettavamo un segnale forte, traumatico, di chiusura totale con le pratiche delle precedenti gestioni. La sanità in Calabria ha necessità di avere strutture più adeguate, avere più medici, più infermieri, più personale. Per carità, va benissimo il controllo e il rigore nella spesa per evitare lo sperpero di denaro pubblico, un must per la sanità calabrese, ma qui occorre invertire la tendenza nell'erogazione dei servizi, garantire i cittadini evitando i viaggi della speranza. Ebbene, non c'è nulla di questo nel decreto, nemmeno la responsabilità più volte promessa dal ministro della nomina dei direttori generali che restano di competenza della regione. In pratica
la Regione nomina, i commissari valutano e decidono la loro eventuale sostituzione. Ora ci piacerebbe sapere quando e come si intende intervenire negli ospedali fatiscenti della Regione, attraverso quali passaggi. Può darsi che lo sapremo più in là. Al momento però nelle carte che arrivano dal governo c'è solo e soltanto il controllo dei conti, manca l'attenzione ai calabresi, ai pazienti bistrattati e alla fuga in altre regioni. A Cosenza adesso, perché oggi in prefettura c'è stata la riunione dei 5 prefetti della Calabria per predisporre i piani antincendio. Vediamo. 2 estati fa era questo lo scenario in Calabria: boschi in fiamme e centri abitati minacciati dal fuoco. Il territorio regionale, complice le temperature elevate e la siccità, venne devastato dal fenomeno dei roghi, spesso di matrice dolosa. Da quell'esperienza è nata l'esigenza e l'idea di riunire tutti i soggetti coinvolti nella gestione della prevenzione e degli eventi critici, per provare ad affrontare l'emergenza a livello regionale. Come l'anno scorso, ma con un po' di anticipo, è stata la prefettura di Cosenza la sede della riunione. È importante un coordinamento e soprattutto confrontarsi tanto tempo prima per poter approntare gli strumenti che saranno ineludibilmente necessari nell'ipotesi in cui dovessero verificarsi situazioni anche simili a quelle per esempio che abbiamo dovuto vivere nel 2017. Lo scorso anno è andata molto bene, sia a livello organizzativo, ma ci ha dato un po' una mano anche il clima. Ognuno dei soggetti presenti al tavolo ha un ruolo ben preciso. La prevenzione comprende tanti piccoli o grandi impegni, come la redazione del catasto degli incendi, il controllo del territorio, la pulizia delle aree a rischio. Le previsioni a lungo termine, per quanto non pienamente affidabili, preannunciano la possibilità che la prossima estate possa far registrare temperature e livelli di precipitazione simili a quelli di 2 anni fa. Il territorio della provincia di Cosenza è la 6ª provincia d'Italia e quindi sicuramente aver anticipato di un mese in cui si parlerà di consuntivo, ma d'altra parte insieme a istituzioni e enti si potranno tracciare quelle che sono le vie migliorative per evitare e cercare di evitare, parliamo ovviamente di un argomento molto problematico, qualsiasi disagio e cercare di trovare strategie condivise. La gestione degli incendi boschivi è di competenza di diversi soggetti, dunque è necessaria un'attività di organizzazione e pianificazione collegiale, in modo da unire tutte le forze disponibili sul territorio. La Calabria però ha anche altre situazioni da tenere sotto controllo e nozioni da trasferire ai cittadini per renderli partecipi di rischi e azioni preventive. La protezione civile è un sistema complesso che richiede conoscenza da ambo i lati, cioè da parte della cittadinanza, che ovviamente potrebbe subire eventi di natura di protezione civile, ma anche un bel coordinamento, una bella intesa con tutte le componenti del sistema protezione civile. Ci siamo recentemente, il 5 marzo scorso per esempio, riuniti con il capo dipartimento nazionale della protezione civile, la regione e i prefetti per parlare di centri operativi misti, di un nuovo modo di creare un centro operativo misto. Ci riuniamo con i nostri colleghi della Calabria e con la regione Calabria per parlare anche di possibili effetti maremoto che devono essere considerati assolutamente nei piani di protezione civile, per esempio. E all'incontro, lo avete visto, era presente il governatore della Calabria, Mario Oliverio. Con lui abbiamo parlato anche di politica in vista sia delle europee ma soprattutto delle prossime regionali. Sentite cosa ha detto ai nostri microfoni. Gli incendi si spengono, il clima infuocato che c'è nella politica e nel centro-sinistra in vista delle regionali? Ma il clima infuocato della politica non è un fatto di una stagione. Gli incendi vengono dalla stagione estiva, il clima infuocato della politica è un fatto permanente e noi siamo in un paese nel quale c'è una campagna elettorale permanente. Come lei ha potuto constatare circa un anno fa, anzi un anno fa, il 3 di marzo ci sono state le elezioni e invece di chiudere la campagna elettorale l'hanno riaperta e siamo in una campagna elettorale permanente, quindi non è un problema di centrosinistra, centrodestra, 5 Stelle, Lega, è un problema strutturale della vita di questo paese. Certo che si muove il centrosinistra, deve fare i conti soprattutto con Mario Oliverio anche. Ma Mario Oliverio è un soggetto come tanti altri e il centrosinistra credo che deve lavorare per allargare il massimo della sua base con una impostazione inclusiva. Mario Oliverio, diciamo,
è un soggetto che nel centrosinistra dà un contributo in questa direzione. Tutto qui. E vediamo come partiti e coalizioni si preparano ai prossimi appuntamenti elettorali con la nostra pagina politica. Apriamo il capitolo elezioni. Già, è un capitolo tutto ancora da scrivere. A parte le europee, che almeno per il momento appaiono attrarre solo le forze politiche, l'attenzione è tutta sulle regionali e le amministrative. Le une e le altre sono inevitabilmente collegate, ma procediamo con ordine. Sul fronte regione c'è molta carne al fuoco e azzardare oggi ipotesi si corre il rischio di sbagliare tutto. Una cosa però è certa, Mario Chiuto sarà candidato perché Forza Italia non molla e perché il sindaco di Cosenza si è portato avanti con il lavoro, quindi sarà difficile, molto difficile, che faccia passi indietro. Si dirà, e le altre forze della coalizione? Beh, è vero che si ode il rumore di sciabole, ma crediamo si tratti più di normale, si fa per dire, tatticismo che di altro. Comunque vedremo, nel centrosinistra sarà molto difficile chiedere ad Oliverio di mettersi da parte e parecchio complicato dire al governatore fatti più in là, adesso che ha superato la questione giudiziaria. D'accordo, spetta a Zingaretti l'ultima parola, ma anche se non dovessero arrivare segnali positivi da Roma, il Presidente ha dalla sua il documento firmato dai sindaci e lo farà pesare, e come se lo farà pesare, specie se la partita virerà sulle primarie. E i suoi avversari interni muoveranno altre pedine sulla scacchiera, proporranno alternativi al Presidente uscente? Questo è poco ma sicuro. Appare difficile immaginare, per esempio, Buccione a sostegno di Oliverio, quindi aspettiamoci novità che arriveranno, non ci sono dubbi, ma non prima dell'estate. Uno sguardo alle amministrative, dove i casi più interessanti e spinosi sono Vibo e Rende. Qui nulla è deciso, almeno per i partiti tradizionali, a parte la sortita del Partito Democratico che a Vibo ha deciso di puntare su Luciani, e i nomi circolati in questi giorni rappresentano solo delle suggestioni e nient'altro. Anche qui le decisioni ufficiali arriveranno fra una decina di giorni. Camera di Commercio di Cosenza, una giornata formativa per imprese, ordini professionali e pubbliche amministrazioni. Vediamo. SCIA, acronimo di segnalazione certificata di inizio attività e accesso agli atti, sono stati i temi della tavola rotonda organizzata dalla Camera di Commercio di Cosenza in occasione della terza giornata formativa per imprese, dipendenti, pubbliche amministrazioni e ordini professionali. Noi stiamo continuando a fare quella rete tra le istituzioni, nel momento in cui facciamo la formazione obbligatoria per i nostri dipendenti, e con soddisfazione l'apriamo a tutti. Io vedo qui l'ASL, la Regione, la Provincia, molte associazioni di categorie, quasi tutte, perché il problema della SCIA è un problema anche per noi con le registe imprese. Quindi affrontare questi problemi e fare rete tra le istituzioni significa portare quella informazione, quella formazione anche al nostro territorio. Siamo arrivati a 26 accordi con le altre istituzioni pubbliche, un modo di collaborare tra gli enti per far sì di essere a servizio, noi per le imprese e loro per i cittadini, tutti quanti insieme, fare una grande rete. La tavola rotonda si è avvalsa delle relazioni del magistrato del TAR Calabria Francesca Goggiamani e dello stesso presidente del TAR Calabria Vincenzo Salamone. Quest'ultimo, nel suo lungo ed articolato intervento, ha evidenziato che la SCIA e l'accesso agli atti sono strumenti di liberalizzazione e semplificazione basati sui principi di lealtà e responsabilità tra istituzioni, cittadini e imprese. Si impone a carico dei privati di assumersi dei cosiddetti principi di autoresponsabilità, cioè quello di porsi sul piano di lealtà con l'amministrazione a garantire che in effetti si rispettino le regole che devono disciplinare quell'attività. Ed è l'amministrazione che poi farà le valutazioni se quell'attività è un'attività compatibile con le esigenze della collettività. L'ampia pagina di cronaca, cominciamo da Cirò, perché è stata rintracciata dai carabinieri la mamma del neonato trovato morto in un giardino. È una giovane, una ragazza moldava. Vediamo.
Sarebbe nato morto il neonato il cui cadavere è stato trovato nei giorni scorsi sotterrato nel giardino di un'abitazione a Cirò. La madre, una giovane moldava individuata dai carabinieri, lo ha raccontato agli investigatori. Lei, 22 anni, aveva lavorato come badante fino a dicembre nella casa dove è stato ritrovato il corpicino senza vita del piccolo, poi aveva lasciato il lavoro per trasferirsi nel Leccese. La ragazza ha detto di essere rimasta incinta nel suo paese di origine e di avere partorito in casa senza l'aiuto di nessuno. Il bambino sarebbe nato morto. Lei, sola, impaurita, ha seppellito il corpicino nel giardino. La 22enne è indagata al momento per occultamento di cadavere. L'autopsia dirà se la giovane ha detto la verità. In caso contrario, su di lei peserà anche l'accusa di infanticidio. E ci sono proprio i riscontri dell'autopsia, la notizia è arrivata in questi minuti. I primi esiti dell'autopsia sul corpo del neonato confermerebbero la versione della mamma. Somministrava ai pazienti farmaci scaduti da 7-8 anni. Nel suo studio mancavano i requisiti minimi per ospitare i degenti. A Cosenza la Guardia di Finanza ha denunciato un medico. Vediamo. Erano scaduti da 7-8 anni i farmaci scoperti, oltre 500 confezioni contenute in involucri integri, sequestrate dagli uomini della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cosenza, che durante alcuni controlli del territorio, insospettiti dalla presenza di numerose persone all'ingresso di un edificio fatiscente, hanno deciso di effettuare alcuni accertamenti e così hanno svelato un ambulatorio medico con gravi carenze al cui interno erano conservati medicinali il cui principio attivo risultava alterato a causa del lasso temporale trascorso dalla scadenza di validità. Le Fiamme Gialle hanno allora denunciato alla Procura della Repubblica di Cosenza il medico che continuava a ricevere i pazienti e a somministrargli i farmaci scaduti. Il locale, riferiscono i finanzieri, è stato trovato in condizioni indecorose e i pazienti venivano visitati in un ambiente sporco, umido e sprovvisto di un idoneo impianto di riscaldamento. Le condizioni degli ambienti, con estese macchie di umidità e intonaci cadenti, sono state segnalate all'azienda sanitaria provinciale per i provvedimenti del caso. Restiamo nel Cosentino, ancora cronaca, è stata sequestrata dai carabinieri forestali un'azienda zootecnica a Celico. Lo sterco di 550 suini finiva direttamente nel terreno. Sono stati denunciati i proprietari dell'azienda. Vediamo. Lo sversamento incontrollato delle feci dei suini depositato direttamente sul suolo. Siamo a Celico, nel Cosentino. I carabinieri forestali hanno accertato che i liquami, attraverso una condotta lunga 130 metri realizzata appositamente, venivano sversati nel torrente Pinto, affluente del Cannavino. Si tratta del deposito e dell'abbandono incontrollato dello sterco, pensate, di 550 suini. I militari della stazione di Spezzano della Sila hanno sequestrato un'azienda zootecnica che non era dotata di alcuna struttura per il corretto stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, che finivano praticamente nel sottosuolo, producendo odori nauseabondi. Dai controlli della Procura della Repubblica di Cosenza è emersa che l'attività era priva di autorizzazioni per lo scarico dei reflui e lo smaltimento dei rifiuti. I carabinieri hanno posto i sigilli ai terreni invasi dagli stessi rifiuti, circa 3.000 metri quadri, e al sequestro amministrativo dell'allevamento e dei capannoni. Denunciati 2 proprietari per inquinamento ambientale, attività di gestione rifiuti non autorizzata, danneggiamento, distruzione e deturpamento di bellezze naturali. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Un tribunale penale di appello dell'Uruguay ha confermato l'estradizione in Italia di Rocco Morabito, boss dell''ndrangheta calabrese, most wanted negli Stati Uniti e condannato in contumacia dalla magistratura italiana a 30 anni di carcere. Arrestato nel settembre 2017 in un hotel di Montevideo, dopo 23 anni di latitanza, era agli arresti in attesa di un processo per falsificazione dei documenti. La polizia ha bussato alla loro porta, ma nessuno ha risposto. La coppia però era in casa indaffarata a far sparire le sostanze stupefacenti poi lanciate dal balcone.
84 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. Il gesto non è sfuggito agli agenti del commissariato di Cosenza, che giunti nei pressi dell'abitazione di Schiavonea per una perquisizione li hanno tratti in arresto. In manette sono finiti un uomo di 46 anni e la compagna di 43. Visti gli elementi raccolti, 2 soggetti con a carico numerosi precedenti di polizia e penali per spaccio, rapina e in particolare l'uomo anche per associazione di delinquere di stampo mafioso, furto e tentato omicidio, sono stati tratti in arresto e tradotti presso la casa circondariale di Castrovillari. Momenti di panico in un bar di San Demetrio Corone, dove un uomo, preso da attimi d'ira, ha distrutto mobili, stoviglie e bicchieri dell'esercizio commerciale. L'uomo, alla vista dei carabinieri, si è immobilizzato e senza opporre resistenza ha iniziato a proferire pesanti minacce nei confronti della titolare. Identificato e portato in caserma, ha riferito di aver agito per motivi sentimentali. È stato denunciato a piede libero per danneggiamento aggravato, porto abusivo d'arma e minaccia e proposto per motivi di sicurezza pubblica per un foglio di via obbligatorio e divieto di rientro nel comune Arblesch. Il giudice dell'udienza preliminare di Reggio Calabria, Vincenza Bellini, ha assolto, perché il fatto non sussiste, l'ex presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, dall'accusa di mancata esecuzione dolosa del provvedimento giudiziario. Con Scopelliti è stata assolta anche la moglie Barbara Varchetta dall'accusa di riciclaggio. Il bilancio adesso del garante per l'infanzia e l'adolescenza della Calabria, Antonio Marziali, è a Reggio, proprio nella sala Calipari, ha avuto questo incontro in cui ha disegnato e ha tracciato proprio il bilancio di questi 3 anni di lavoro, centrati alcuni obiettivi, ha detto ma resta tanto da fare, vediamo. Diritti dei minori, il bilancio del garante per l'infanzia Antonio Marziale. Primo obiettivo la rianimazione pediatrica per la prima volta in Calabria all'ospedale Annunziata di Cosenza, che è stato il primo e principale obiettivo che ho ottenuto. Poi ho ricordato la Ciambra, dove adesso i bambini hanno le strade, hanno il sistema fognario, hanno soprattutto la frequentazione scolastica, perché era oltre il 60%, 70% la dispersione oggi è pari a 0, perché i bambini vanno a scuola accompagnati con un pulmino, con gli assistenti sociali e i vigili che prendono le presenze e le assenze. Ho ricordato come la Calabria è la regione che in Italia ha formato il maggior numero di tutori per minori stranieri non accompagnati, giacché la legge Zampa delega noi all'individuazione e alla formazione. Non solo vittorie, ma anche sconfitte. Far vedere una fetta di cielo a Moise, il bambino che è morto l'estate scorsa, dopo peripezie anche giudiziarie, dopo una vita di 2 anni e mezzo trascorsa in un lettino, perché c'è stata una mancata esecuzione di un dispositivo del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria per portarlo in una casa famiglia specializzata per le cure del bambino. Poi Moise è morto. Ho ricordato i 2 bambini che sono morti nell'incidente ferroviario, i 2 bambini milanesi sulla Ionica Regina, Giulia e Lorenzo, in una ferrovia che attraversa tutta la Ionica, i centri abitati, pericolosissima. E resta molto da fare. Non sono soddisfatto, perché fin quando c'è un bambino che ha bisogno nessuno può dirsi soddisfatto, però abbiamo tracciato un solco e abbiamo messo la Calabria tra le regioni che maggiormente si occupano in qualche modo dei diritti dei minori. Ora lo sport con la Serie B che torna in campo dopo la sosta. Domani alle 15 il Cosenza ospiterà la vice capolista Palermo, mentre il Crotone affronterà in trasferta il fanalino di coda Carpi. Vediamo. 8 gare decisive per il cammino salvezza di Cosenza e Crotone, che dopo la pausa affronteranno domani la prima di 3 sfide ravvicinate. I lupi cercano il riscatto dopo la sconfitta interna con il Brescia. Davanti ad oltre 10.000 spettatori domani al San Vito Marulla arriverà la corazzata Palermo, seconda forza del torneo, ad una sola lunghezza dalla vetta della classifica. La squadra di Braglia però, soprattutto fra le mura amiche, non ha mai mostrato timore reverenziale, anzi con le grandi si è sempre esaltata, mostrando le unghie e i denti, e conquistando un successo tanto sperato potrebbe andare a Lecce mercoledì senza troppi patemi e concentrarsi poi sul derby in programma domenica prossima proprio contro i pitagorici. Nonostante le assenze quasi certe di Izco e Litteri, Braglia ha diversi elementi a disposizione per schierare un 11 altamente competitivo da opporre ai rosanero.
dovrà solo decidere quale modulo tattico utilizzare fra il 3-5-2 e il 4-3-3 e nel caso opti per il tridente offensivo se schierare come attaccante centrale Riccardo Maniero o affidarsi a Gennaro Tutino con Baez ed Embalo sulle corsie esterne. Quello che conta è l'atteggiamento della squadra, perché noi dobbiamo fare una grande partita, non dobbiamo far giocare loro. Perciò non me li voglio portare in casa, tanto per essere chiaro, non mi voglio difendere troppo basso, voglio una squadra aggressiva, una squadra intensa, una squadra che dimostri di stare bene, che ha recuperato bene nella sosta e che faccia una grande partita. Tutto qui. Il Crotone invece affronterà in trasferta il Carpi, niente conferenza pre-gara per Fabrizio Castori, il Carpi prosegue nel suo silenzio stampa. Intanto per la sfida di domani con il Crotone sono tanti ancora i dubbi di formazione per una gara cruciale, dove serve soltanto una vittoria, stesso obiettivo per la formazione calabrese che al momento è terzultima in classifica e deve macinare punti e vittorie se vuole scrollarsi di dosso il fantasma retrocessione. Stroppa dovrà fare a meno di Nalini e Milic e sperare nel recupero lampo di Spolli e Rodien. In difesa torna Sampirisi, mentre in avanti c'è la staffetta fra Masciac e Mraz. Il Cabassi sarà un crocevia importantissimo per i rossoblù, che dovranno mettere in cascina più punti possibili nelle 3 prossime gare in 9 giorni. È l'importanza di questa partita, di sicuro c'è tanto in palio, ma allo stesso modo ci sono 24 punti a disposizione, quindi se penso a quello che non succederà, avremo ancora 7 partite a disposizione. Ho letto stamattina, mi pare, il presidente che ha stilato una tabella e tutto sommato ci trova veramente in linea su quelle che potrebbero essere le potenziali, diciamo potenzialmente la matematica per poterci eventualmente tirar fuori. Però al di là delle 8 partite restanti o 7 dopo questa, bisogna pensare sempre, come abbiamo sempre fatto, di partita in partita. In Serie C restituiti 4 degli 8 punti alla Regina, lo ha deciso la Corte Federale d'Appello che ha ridotto la penalizzazione inflitta al club. I legali nel dibattimento hanno messo in evidenza la bontà, l'affidabilità e le ambizioni del club presieduto da Luca Gallo, rimarcando la netta discontinuità con il passato. I calabresi salgono così da 36 a 40 punti e vedono vicinissimo l'obiettivo play-off. Chiudiamo con le previsioni del tempo. L'arrivo da ovest di un promontorio anticiclonico favorirà un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche sulla nostra regione, anche se una residua instabilità al mattino potrebbe ancora insistere sui versanti ionici. Le temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi, ma sempre al di sotto delle medie stagionali. Domani cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature stazionarie. Domani poco mosso il Mar Tirreno con vento debole dai quadranti settentrionali, mosso il Mar Ionio con venti moderati di direzione settentrionale. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.it, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia a Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo e Francesco Camposani. Noi vi auguriamo un buon proseguimento.